Amici di Sportisiri, le immagini vi giungono dal velodromo Paolo Borsellino di Palermo, dove vanno ad affrontarsi le formazioni di Athletic Club Palermo e Academy Panormus, la partita valida per il campionato giovanissimi Elite Under 15 Girone A, giornata numero 17, che scatterà proprio con la sfida tra i nero-rosa guidati da Rosario Bernardo e dalla squadra oggi in tenuta bianca guidata da Salvo Lo Giudice. Partita che appunto inaugura questo nuovo turno di campionato, un campionato che si sta rivelando avvincente come non mai e che vedrà appunto opporsi due tra le formazioni più rappresentative del panorama giovanile palermitano e regionale. E dopo le prime 16 giornate, classifica alla mano, l'Academy Panormus è al comando con 37 punti, frutto di 12 vittorie e un pareggio e 3 sconfitte. Athletic all'11° e penultimo posto, 14 punti, 4 vinte, 2 pareggiate, 10 perse, per una squadra che in corsa ha cambiato guida tecnica, affidandosi a un mister intanto di esperienza nonostante la giovane età, ma che ha già fatto qualcosa di abbastanza importante a livello di prime squadre, come Rosario Bernardo, e che si sta interfacciando per la prima volta in maniera assidua anche al mondo del calcio giovanile. Tanto ribadisco l'effetto cromatico sul campo, con la tenuta in maglia rosa, calzoncini e calzettoni neri per l'Athletic, che nel primo tempo attacca da sinistra a destra sui vostri schermi, da destra a sinistra in completa tenuta bianca l'Academy Panormus. Dopo il fischio d'inizio da parte del direttore di gara andrò anche alla lettura delle formazioni con cui le due compagini sono scese in campo. Si attende giusto un pochino per sistemare le cose sul terreno di gioco, direttore di gara che ottiene ora l'ok dai due estremi difensori, e allora si può partire con il primo giro al pallone dato dall'Academy Panormus. Mettetevi comodi, inizia questo pomeriggio, primo pomeriggio di sabato, che Sportisiri TV dedica alle sue produzioni in diretta. Tra l'altro sarà anche un lunghissimo pomeriggio qui al velodromo Paolo Borsellino. Si giocheranno infatti 4 partite, si giocherà di fatto fino a ora di cena inoltrata, con tra l'altro questa sfida e anche quella successiva, ovvero sia quella che trasmetteremo per l'Under 17, e sarà ancora un duello sull'asse Athletic Panormus, anche se questa volta sarà proprio la Panormus ad affrontare per il campionato allievi Under 17 Elite i nero-rosa, con la telecronaca di Gabriele Abate. Purtroppo non trasmetteremo rispetto alle previsioni, almeno rispetto a quelle che erano le intenzioni della vigilia, la sfida dell'ATF e dell'Under 16, ma come già concordato vi sveleremo anche quando trasmetteremo la compagine appunto degli Under 16 regionali ITF, per sopperire a questa assenza dovuta proprio a problematiche di natura logistica, comunque già risolte, con la sempre cordiale e sempre aperta dirigenza del club nero-rosa, che tra l'altro domani su questo terreno di gioco ospiterà per il campionato di Serie D Girone I il Milazzo per la 23ª giornata di campionato, in un velodromo che sarà nuovamente protagonista dopo la riapertura al pubblico di gennaio, dopo anche aver vissuto un pomeriggio storico con la vittoria sulla San Cataldese e con il primato momentaneo che era stato raggiunto dagli uomini di Ferraro. Sfida che comunque rimane molto aperta. Intanto scivola anche il direttore di gara e recupera palla all'Atletic. A breve andrò anche con la lettura delle formazioni, vi devo questo particolare non di poco conto. Intanto c'è l'avanzata da parte di Martino, che qui incrocia con il destro, la palla è stata anche deviata dal portiere romano, poi prova ad uscire l'Academy e forse ci dà anche il tempo di andare alla lettura delle formazioni, con l'Atletic che recupera un buon pallone con la Vardera, lancio lungo controllato però da Orsi per l'Academy Panormus, con la palla che poi esce in fallo laterale. Allora formazioni con l'Atletic che schiera Curcuruto
tra i pali, poi col numero 2 Brancato, col numero 3 Lavardera, col numero 4 Tango, col numero 5 Galante, numero 6 Montagliani, numero 7 Montalto, numero 8 Daniele Curcuruto, mentre in porta c'è Salvatore Curcuruto, numero 8 appunto Daniele Curcuruto, numero 9 Martino, numero 10 Putano, numero 11 Schiacchitano. Risponde l'Academy Panormus con in porta Romano, poi numero 2 Spina, numero 3 San Filippo, numero 4 Fiume, numero 5 Gambino, numero 6 Di Stefano, numero 7 Orsi che va a battere adesso il fallo laterale, numero 8 Intravaglia, numero 9 Campagna, numero 10 Di Benedetto e numero 22 Scaffidi. Orsi con le mani a cercare proprio Scaffidi che va ad affrontare e a fermare con il fallo Daniele Curcuruto, che era stato rapido, anzi si tratta del numero 7 Montalto, era stato rapido a recuperare palla il numero 7 di casa. E allora calcio di punizione per l'Athletic con Bernardo da una parte e lo giudice dall'altra già in piedi a dare indicazioni ai propri ragazzi. Ancora Montalto che prova a ricevere, fuori gioco per il numero 7 che reclama. Secondo lui non c'erano gli estremi per l'offside, tanto battuta forse troppo rapidamente la punizione dall'Academy, che infatti perde una brutta palla. Allora fallo laterale Athletic con il pallone verso l'area, Martino affrontato da Di Stefano, la palla arriva in mezzo, c'è comunque la chiusura della difesa in tenuta bianca e poi ultimo tocco di Montalto, inizia sicuramente con il piglio giusto l'Athletic, mentre inizia ad alzare i decibel delle sue indicazioni salvo lo giudice. Abbiamo conosciuto, del resto abbiamo anche avuto la possibilità di affrontare diverse settimane con Panormus e Academy Panormus nelle nostre dirette. Abbiamo avuto anche modo di sentire, ma anche negli anni passati, quella che è la verve, quella che è la grinta che il tecnico palermitano riesce o prova quantomeno a trasmettere ai suoi ragazzi. Intanto Orsi spazza lontano il pallone, prova a correre Scaffidi che non è in fuorigioco perché è partito alla sua metà campo. In ogni caso duello con Lavardera, Scaffidi con una trattenuta prova ma non riesce a portare via il pallone. Allora Schiacchitano in avanti verso Putano che insegue la palla, la tiene in gioco. Putano 1 contro 1 con Gambino, a Putano, serie di finte, poi scarico indietro, quasi preso in controtempo il compagno. Si tratta di Daniele Curcuruto che viene fermato, poi ancora Scaffidi con le cattive in maniera regolare secondo l'arbitro. Alla fine interviene Brancato nel duello, c'è forse anche una spinta, sì, spinta ai danni di Campagna, punizione Academy, battuta subito lunga. Il direttore di gara che però chiede a Orsi di effettuare nuovamente la battuta in quanto stava appunto dialogando con mister Bernardo. E allora calcio di punizione Eccola la punizione per l'Academy con Orsi che va a battere verso l'area, allontana la difesa dell'Athletic, poi prova a correre Putano, viene però anticipato con la palla spazzata da Gambino direttamente dalle parti di Di Benedetto che controlla. Di Benedetto con la sterzata, ingresso in area, Di Benedetto calcia, pallone che esce non di molto oltre il fondo. E dunque prima occasione anche di un certo valore allora si può ripartire dal fondo mentre riparte l'azione dell'Athletic con il tocco qui di Daniele Curcuruto che non riesce a servire Brancato. Allora rimessa Academy che sembra adesso riuscire a prendere un po' di campo dopo l'inizio un po' stentato. Orsi con la palla verso Intravaglia, fermato, fallo laterale ancora per la squadra di Lo Giudice, ancora con Orsi ad eseguire. Poi c'è ancora l'intervento in fallo laterale, questa volta per l'Athletic.
La rimessa per Brancato, colpo di testa a prolungare di Martino, poi l'intervento da parte di Montalto, ma non riesce ad imbastire l'azione offensiva l'Athletic. Alla fine la palla passa dai piedi di Romano, che anche con un dribbling va a lanciare per la palla messa direttamente in fallo laterale. Cerca allora rimessa Athletic con Galante lungo, la liscia Montalto, poi prova ad arrivare sulla palla Martino, viene fermato, allora c'è la ripartenza tentata da Campagna, ma prima c'era stato un fallo ai danni di San Filippo e allora punizione Academy quando sono trascorsi i primi 8 minuti e mezzo dall'inizio del match. Il parziale sempre di 0-0, finora poco o nulla da segnalare. Orsi verticale a cercare e a trovare Campagna, che poi cambia gioco, va a destra per l'avanzata di Fiume, pallone poi servito largo, cerca la giocata di Benedetto che viene però fermato, prova ad insistere l'Academy con questo passaggio all'indietro rischioso di Spina su Gambino, Di Stefano, ancora Spina che alza la testa, va a lanciare, c'erano almeno 2 giocatori dell'Academy in fuorigioco, uno di questi era Campagna che ha provato a controllare nonostante tutto, poi ha cercato la battuta veloce senza successo. L'Athletic, bisogna partire con calma dalle retrovie. La battuta all'indirizzo di Martino, a vuoto qui un difensore, si tratta di Gambino, ancora Martino, si gira, cerca luce per il tiro, poi si affida a Tango, fermato, poi recupera palla in maniera regolare. Brancato, la squadra Montalto 1 contro 1 tra numeri 7 con Orsi, che lo ferma, poi ancora azione buona, Montalto in posizione regolare, può mettere questa palla, troppo tesa, troppo forte per trovare i compagni in area. Allora riconquista Di Benedetto per l'Academy Panormus. Di Benedetto con le giocate, servizio largo su Spina, poi la corsa ancora sulla destra e si sgancia l'Academy con questo passaggio centrale sbagliato. Poi sbaglia dall'altra parte anche Brancato, che poi rimedia al suo stesso errore. Tango prova ad arrivare ma lo anticipa Orsi. Orsi con le giocate, vede il compagno in fuorigioco, qui anche con lucidità. Passa dal centro dove c'è Intravaglia, fermato in maniera regolare, poi ancora Scaffidi a subentrare nell'azione, si lotta su tutti i palloni, alla fine Fiume allarga a destra per Spina. Di Benedetto passa per le centrali da Di Stefano che alza la testa, vede i compagni, è tutto buono. Secondo il direttore di gara, a mio parere, dubbia la posizione da parte di Fiume che stava controllando, era invece regolarissima quella di Spina che si era sganciato in avanti, in ogni caso sfumata l'azione per l'Academy Panormus, che qui va a pressare sulla giocata corta dell'Athletic, la costringe al lancio lungo dove Martino fa la sponda, poi Orsi va all'indietro su Romano, il quale si sistema il pallone, opta per il lancio lungo, Scaffidi nonostante la spinta riesce a spizzare, poi Tango in avanti a cercare Montagliani che viene fermato. L'attenzione perché la posizione è regolare e c'è l'avanzata di Di Benedetto. Di Benedetto passa dal centro, chiude bene, in questo caso Galante, ma l'azione è ancora viva per l'Academy, prova la spinta sulla destra Fiume che viene fermato, poi qui c'è la giocata, ancora Fiume col tagliafuori a recuperare la sfera, Intravaglia fermato, subentra nell'azione di Stefano che allarga ancora a destra. Di Benedetto tocca per ultimo, tocca male, palla in fallo laterale, tanta lotta, tanta intensità da entrambe le parti, anche in questo caso con l'ottimo anticipo da parte di Gambino, poi l'azione che si svolge ancora, Intravaglia, il colpo di testa all'indietro che favorisce l'intervento di Montalto. Montalto cerca di andare via in velocità, è più veloce di San Filippo, propone il cross, San Filippo però allunga la gambona, concede solo fallo laterale. Rimessa che verrà battuta da Marco Brancato, spalle alla porta Martino prova a difenderla, in mezzo a 3, viene fermato ancora una volta nell'intervento di San Filippo, sarà ancora rimessa per la squadra di Bennardo.
sempre con il numero 2 che cerca Martino, ancora Brancato con il cross che quasi diventa un tiro. Romano lo controlla anche in due tempi, anche con calma, con la gestione del pallone, fa salire i compagni, il numero 1 della capolista del girone, che va poi a lanciare dalle parti di Di Benedetto e di Fiume. Colpo di testa di quest'ultimo, va Di Benedetto al duello con Schiacchitano, poi c'è un fallo e il calcio di punizione per l'Athletic Club Palermo, che ricordo sarà impegnata anche con la sua formazione allievi elite subito dopo il termine di questo match, e sarà ancora una squadra di Casa Panormus ad affrontarla, in questo caso la Panormus e non la Academy. La rimessa in avanti, Putano prova la giocata, la palla viene accompagnata oltre la linea di fondo da Di Stefano. Allora può andare con il rinvio Romano, che va a scodellare su Orsi, il quale controlla e si autolancia. Ancora Orsi in mezzo a due, va giù col fallo secondo l'arbitro. Un po' di tango, un po' di Brancato. E ancora a terra Cristian Orsi. Ricordo tra l'altro anche che domani in mattinata saremo live sempre qui dal Velodromo Paolo Borsellino per un'altra partita che trasmetteremo, che è quella tra TF Academy Palermo Calcio, dei giovanissimi regionali under 14. Qui intanto si lotta con Tango che forse commette fallo, poi prova ad autolanciarsi Montalto senza successo, allontana San Filippo, posizione irregolare per Scaffidi. Qui scatta bene, sta già scattando molto spesso e molto bene la trappola del fuorigioco dell'Athletic, che sta riuscendo a mettere in difficoltà il meccanismo offensivo dell'Athletic. Qui intanto Putano approfitta del vuoto di Spina. Putano da fermo cerca con la trivela, viene fermato ancora da Spina, poi Fiume col lancio deviato e allora sarà fallo laterale per l'Academy. Superato il primo quarto d'ora, fin qui tanta intensità ma di palle gol ancora nulla. Naturalmente potrete già nella mattinata di domani vedere gli highlights di questa sfida, che per il momento povera di emozioni dal punto di vista delle chance. Intanto approfitto anche di questa pausa della partita per ricordarvi anche l'altra diretta prevista per oggi pomeriggio. Si passa dal campo grande a quello piccolo, ma intanto attenzione, l'intervento qui da parte di Montagliani aiutato da Galante, poi prolunga ancora l'Athletic. Martino controlla per fare serie ai compagni, sponda per Putano che prova a lanciarsi ma è solo ed è defilato. Si accontenta della conquista del primo calcio d'angolo della partita. Qui hanno lavorato bene Martino e Putano. Angolo Athletic al 17° minuto, c'è Putano sul punto di battuta, sono in 6 dell'Athletic a saltare, pallone sul primo palo, la mette fuori di testa all'indietro di Stefano, altro giro in bandierina per la squadra di Bernardo. Dicevo, l'ultimo incontro di oggi live sul canale YouTube Sportisiri TV tra Bonifato Don Bosco e Palermo Futsal Club, Serie C1 Girone A di calcio a 5, direttamente dal Palagrimodo di Alcamo. Ancora Putano dalla bandierina, stessa situazione di prima, pallone questa volta viene fatto spiovere più lontano, colpo di testa e la palla che si spegne a fondo campo. Ci ha provato la Vardera, ma qui arriva anche la prima opportunità della partita per l'Athletic, sicuramente ghiotta. Ricordiamo naturalmente che saremo pronti anche a darvi aggiornamenti sulle partite in programma oggi dai vari campi del calcio dilettantistico e non solo, perché oggi scatta un nuovo turno in promozione Girone A e Girone B e scatta un nuovo turno anche in eccellenza Girone A, con tra l'altro un big match, quello tra Partinico Audace e San Vito Lo Capo. Domani gli aggiornamenti
e le prime partite, oltre a completare i campionati già di cui ho già fatto riferimento, anche per la Serie D e per il girone B di eccellenza, che gioca tutto domani, e naturalmente domani attenzione, soprattutto dal punto di vista empatico, per quella che è la prima partita dopo il disastro che il Gemini giocherà, almeno da calendario, in casa. Scusate, il Niscemi giocherà in casa, e naturalmente momento di grande empatia, momento di grande attenzione ed attesa per quello che succederà per i gialloverdi e per l'intera comunità di Niscemi. Abbiamo voluto anche tributare un omaggio attraverso i tesserati da noi intervistati domenica scorsa sui campi targati Sportisiri TV, quello che è il sostegno, quello che è l'appoggio, la vicinanza, la solidarietà di tutto il mondo del calcio e dello sport regionale isolano per una comunità devastata e purtroppo non è ancora finita, con naturalmente la speranza che le istituzioni si muovano e diano il loro contributo per questa comunità devastata, falcidiata dai cataclismi naturali. Torniamo in cronaca. Scaffidi fermato dalla Vardera, fallo laterale Academy, sta per scadere il 19esimo, stiamo per entrare nel minuto numero 20, già girata la boa di metà primo tempo, con di fatto un'occasione per parte. Occhio a questa palla che arriva in area, in travaglia di testa dove non ci sono compagni. Montalto qui forse con eccessiva fretta lancia lontano, di fatto restituisce palla agli avversari. Tango la riconquista, Tango che la lascia alla Vardera, il quale lancia verso Putano, anticipato da Spina che si accontenta del fallo laterale. Fiume controlla, porta a spasso la palla, la serve a Di Stefano, poi ancora Spina, verticale con Di Benedetto, messo un po' in difficoltà, infatti Putano prova a riconquistare la sfera, calciata poi lontano da Di Stefano. Scaffidi, ennesimo contrasto con Montagliani, l'arbitro lascia giocare anche perché la palla ce l'ha Di Benedetto. Di Benedetto prova a passare, sono tante maglie rosa attorno a lui, una di queste è quella di Lavardera, che gli calcia addosso la palla con mestiere e si va a guadagnare un rinvio da fondo. C'è rinvio per Salvatore Curcuruto, fin qui inoperoso, così come dall'altra parte il suo collega Romano. Occhio qui all'uscita di Montagliani, rischiosa ma efficace. Galante, anche lui rischia col dribbling, per poco non la perde, anzi togliamo il per poco. Scaffidi, spalle alla porta, riesce lo scarico, Di Benedetto prova a chiudere il triangolo, Scaffidi, controllo destro, ribattuto, per però ad arrivare in travaglia, anticipato da Brancato. Montalto fermato, allora prova a ripartire l'Academy con questa palla in chiaro fuorigioco, l'arbitro se ne avvede dopo un po', fuorigioco evidente qui. E qui il direttore di gara che giustamente dà le spiegazioni agli assistenti di mister Lo Giudice, dice: io sono in linea, l'ho visto, l'abbiamo visto anche noi da sopra, chiara posizione fuori gioco di Benedetto, punizione per l'Academy. Galante, Brancato alza la testa, prova a lanciare perché si è sganciato Montalto, ma ha capito tutto Orsi che si mette sulla traiettoria e intercetta. Orsi pressato da Galante, riesce a portare via il pallone, per l'arbitro è fallo di Orsi, decisione che non mi trova proprio d'accordissimo, ma la scelta dell'arbitro è insindacabile, la parola dell'arbitro è sempre l'ultima. E allora punizione per l'Athletic. Ancora una volta da ripetere la punizione, molto fiscale in queste cose il direttore di gara, che comunque si sta facendo rispettare, sta conducendo bene il match, e quindi fin qui giudizio positivo per il fischietto di questa partita. Gambino alza la testa e lancia cercando Scaffidi, il quale riesce a controllare in mezzo a due. Scaffidi poi fa sganciare Di Benedetto che mette in mezzo, conclusione vincente di Campagna che sblocca la partita, e qui l'ha costruita bene l'Academy Panormus, che passa a condurre 1-0 col gol di Campagna. Conduzione da manuale di questa azione da parte dell'Academy, con la sponda di Scaffidi, col movimento spalle alla porta da parte di Di Benedetto, il quale
è arrivato sul fondo, è arrivato fino a casa base e ha servito l'assist al bacio per Campagna. È il gol dell'1-0 che sblocca la partita in favore della capolista con la zampata di Giuseppe Mattia Campagna. Passa a condurre dunque la squadra di Lo Giudice da quasi 1 minuto e 1-0. Intanto cure, le potete vedere qua sotto, per Capitani in Travaglia. Allora si riparte con l'Academy Panormus in vantaggio e subito che va a pressare e recupera palla. E allora attenzione a Scaffidi che si lancia. Scaffidi prova a piazzarla, esce di fatto un passaggio per Curcuruto. E questo è senza dubbio un momento delicato della partita per l'Athletic, perché deve rialzare la testa, non deve snaturare il suo gioco, non deve farsi prendere dallo scoramento, perché comunque per oltre 20 minuti ha giocato alla pari di una squadra che per il momento, che comunque alla vigilia di questa partita dava una paga di oltre 20 punti in classifica. Qui il recupero ottimo da parte di Galante, si sgancia Montalto che cerca di fatto di autolanciarsi e ci riesce. Montalto è praticamente sul fondo, su di lui Orsi che recupera, ma ancora Montalto alla meglio. Montalto con cross, doppio rimpallo, sfortunato qui Montalto. E allora palla per Galante che la controlla, la fa sua, viene raddoppiato subito. Qui la verve, la foga dei giocatori dell'Academy, c'è fallo netto da parte di Campagna ai danni di Brancato. E punizione Athletic che ha subito l'opportunità di riprendere terreno. Prima Scaffidi ha graziato la squadra di Bennardo dopo il recupero palla, non ha avuto la freddezza, non ha avuto la forza necessaria per battere a rete e di fatto ha passato la palla a Curcuruto, praticamente a tu per tu. Intanto occhio a questo calcio di punizione per l'Athletic. Sulla palla c'è Putano, fischia l'arbitro. Putano, secondo palo, l'uscita di Romano non perfetta, viene comunque aiutato dai compagni. Allora attenzione a questa palla che corre dall'altra parte e in anticipo Montalto che si rifugia da Curcuruto, il quale la calcia come può, concede fallo laterale. Di Stefano chiede il cambio rimessa a mister Bernardo anche con una certa animosità. Gambino, Di Stefano a testa alta con spazio, cerca la palla per Campagna che si fa trovare. Ancora Di Stefano che è il cervello del centrocampo dell'Academy. Fiume allarga per Spina che non controlla bene ma l'aiuto di Benedetto. Eccolo Spina che si sgancia. Spina con la palla in mezzo, Campagna non riesce a girarla bene come ha fatto in occasione del primo gol, ma adesso l'Academy ha attivato, azionato definitivamente i suoi meccanismi offensivi e adesso è molto pericolosa la squadra di Lo Giudice, mentre sembrava che fosse pronto un cambio per l'Athletic. C'è Somauro che gestisce adesso la bandierina. Qui intanto attenzione all'errore di Galante che poi rimedia e poi c'è spazio per correre per Daniele Curcuruto che sistema la sfera, riesce ad evitare molto bene in Travaglia. Ancora il numero 8 in maglia rosa, palla troppo lunga per Martino, facile per Romano. Il rilancio di Romano, colpo di testa di Montagliani, anzi adesso Montagliani col piede, poi si scontrano due giocatori dell'Academy. Putano rimontato molto bene da Fiume, poi Di Benedetto anticipato, palla che rimane lì, ultimo tocco è proprio di Fiume e allora rimessa, no, rimessa per l'Academy secondo il direttore di gara. Qui la pressione da parte di Martino,
San Filippo allarga per Orsi, il quale si orienta e poi appoggia a Di Stefano, ancora Orsi in avanti, l'anticipo secco di campagna sugli avversari, ancora l'autore del gol che ha sbloccato la partita, allarga per la corsa di Di Benedetto, il quale incespica sul pallone e di fatto agevola l'intervento di Lavardera, che però è solo momentaneo perché va in fallo laterale. E allora ancora Athletic che deve difendersi a 7 più eventuale, ma tendo ad escludere il recupero. Orsi, spalla alla porta in Travaia, poi tempo di girarsi, scarica su Di Stefano, il quale alza ancora una volta la testa, era pronto quasi sui blocchi come ai 100 metri alle Olimpiadi Di Benedetto, la palla però non è arrivata da lui, ora occhio al servizio in verticale di Schiacchitano, ma Putano non può arrivare, Romano, San Filippo, in mezzo a due, riesce a passare anche con una marcatura a dir poco blanda da parte dell'Athletic, qui esagera Fiume che di fatto regala palla a Schiacchitano. Putano prova ad accelerare, viene fermato, poi incespica Spina, Putano non riesce col secondo passaggio su Martino. Allora Academy Panormus in possesso, Campagna fermato, Montalto, su di lui proprio Campagna che allunga il tackle in maniera regolare, ancora Montalto da terra, poi in avanti Brancato direttamente in fallo laterale, non riesce più a costruire l'Athletic. Di Stefano, palleggio anche con la testa, poi scarico per Orsi che fionda più lontano che può, colpo di testa di Lavardera, poi arriva prima Fiume in contrasto con Daniele Curcuruto, la meglio il 4 in maglia bianca. Spina ancora a cercare Fiume, anticipa però Putano che cerca la giocata, di fatto restituisce palla all'avversario, poi commette anche fallo, ma si gioca per il vantaggio. Di Stefano vuole palleggiare con calma il 6, sa che non c'è tutta questa pressione da parte degli avversari e allora la gestisce. Poi la Lavardera di testa, sforbiciata di Schiacchitano che di fatto mette il pallone in fallo laterale per una rimessa in favore della squadra guidata da Salvo Lo Giudice, che è in vantaggio per 1-0 qui al velodromo Paolo Borsellino contro i pari età dell'Athletic Club Palermo. La 17ª giornata del campionato Elite Sicilia, riservato agli allievi ai giovanissimi under 15, chiedo scusa, girone A, allievi under 17 Elite, girone A in campo a seguire con la sfida tra Athletic Club Palermo e Panormus, sempre in diretta qui su Sportisiri TV sul canale YouTube, con il commento di Gabriele Abate. Ricordo ancora una volta alle 17 dal Palagrimaudo di Alcamo la sfida tra Bonifato Don Bosco e Palermo Futsal Club, 20ª giornata del campionato di Serie C1 girone A di Futsal Sicilia, con il commento di Marco Genduso. E poi il programma di domani, fin dalle 9 della mattina fino al pomeriggio inoltrato di questa nuova domenica, sempre all'insegna del grande sport siciliano. Come dicevo prima, aggiornamenti anche su www.sportisiri.it con le prime partite in programma oggi di Eccellenza Girone A, promozione Girone B, poi nella seconda parte del pomeriggio collegamento dal Renzo Barbera di Palermo per Palermo Empoli con cronaca, pagelle, highlights e tabellino della partita. Stessa cosa per quanto riguarda la sfida del Viviani di Potenza tra i padroni di casa Lucani e il Siracusa. Tutto naturalmente sul nostro sito, ma anche con le grafiche aggiornate sui nostri profili social Facebook e Instagram. E poi già da domani gli highlights delle gare in programma oggi, e poi domani sera la chiusura con tutte le sintesi delle partite, il resoconto grafico con risultati e classifiche di tutti i campionati dalla B alla promozione. Tanto torniamo in cronaca, c'è Di Stefano che avanza la palla al piede a 2,5, poco più dalla fine del primo tempo. In Travaglia, Di Stefano, Orsi,
L'intervento ai suoi danni, poi prova ad arrivare ancora Orsi, gli ha calciato addosso Montalto, rimessa con la Vardera in avanti, di testa Montalto, poi di testa Di Stefano a pulire la sfera, a servire all'indietro Gambino. Tango, poi la finta, il servizio per Martino ai 20 metri, Martino sinistro, la palla bloccata, forse anche dopo una deviazione da Romano. Qui il recupero da parte di Putano. Putano prova a puntare, va sul fondo, Putano fermato in calcio d'angolo dall'intervento di Spina, che poi viene anche sgridato dal suo allenatore. Tanto vanno negli spogliatoi i gruppi degli allievi elite di Athletic Club Palermo e Panormus, che saranno di scena subito dopo questa partita, quindi di fatto tra una cinquantina di minuti, considerando l'intervallo e il secondo tempo di questa gara. C'è la battuta del calcio d'angolo direttamente verso la porta, colpo di testa a mettere fuori da parte di Fiume, poi Orsi anticipato da questa conclusione, palla che diventa ancora buona, la palla messa in mezzo, la Vardera prova ad aprire il piattone, palla che rimane lì, alla fine Romano la risolve salvando tutto. Qui anche un po' di rabbia sfogata da mister Bennardo per l'occasione non sfruttata. Chiaro, la Vardera di mestiere fa il difensore, però qui è stato veramente molto poco freddo. Intanto fallo commesso da Schiacchitano, in questo caso la visione da parte del direttore di gara è corretta, perché è stato il numero 11 di casa a tirare giù Spina. Orsi, sempre col controllo orientato verso la metà campo avversaria. Campagna si autolancia con la testa, Campagna riesce a tenere la palla in campo, inseguito da Galante che lo ferma molto bene, ma l'arbitro fischia fallo e qui mi permetto di dire non la decisione corretta. Qui Galante ha protestato in maniera comunque signorile, ma possiamo dire che il fischio è a dir poco esagerato, a dir poco errato a mio parere. Intanto barriera a 2 per Salvatore Curcuruto. C'è questa punizione a chiudere il primo tempo per l'Academy Panormus. Sul punto di battuta della punizione c'è Orsi e si gioca un minuto dopo il suo fischio. Punizione Academy Panormus, fischia l'arbitro sulla palla Orsi che la fionda sul secondo palo, colpo di testa da parte di Di Benedetto con la sfera che esce oltre la linea di fondo, e allora si sta giocando l'unico minuto di recupero ravvisato dal direttore di gara. Con Salvatore Curculato che gioca corto per i compagni, pallone lanciato in avanti, colpo di testa, sono tutti in posizione regolare, alla fine ne approfitta la Vardera per lanciare, in travaglia tocca, ma c'è Montalto prova a far correre senza successo Brancato. Orsi, col colpo di testa a mettere fuori ancora da parte di Brancato, chiuderà sicuramente col pallone tra le mani, forse anche tra i piedi, l'Academy Panormus, perché è scaduto adesso il minuto dato dall'arbitro dopo la punizione. Colpo di testa di Campagna, Scaffidi prova a fare correre ancora Campagna, l'intervento da parte di Montagliani, rimessa perché l'ultimo tocco è del numero 9 ospite. Arriva il pallone, ma probabilmente arriveranno anche i 2 fischi da parte del direttore di gara, perché sono scaduti quasi 2 minuti di recupero. Battuta la rimessa, arriva adesso il duplice fischio da parte del direttore di gara, si torna negli spogliatoi sul parziale di Athletic Club Palermo 0, Academy Panormus 1, il gol al 22esimo minuto del primo tempo, firmato da Campagna. Athletic che aveva iniziato bene la partita, dopo il gol però è stata
la squadra ospite a creare le maggiori occasioni, poi nel finale un paio di chance che non siano tramutate nel gol del pareggio per i padroni di casa. Ora, come di consueto, le immagini dai campi targati sportivi della scorsa settimana, poi torniamo qui dal velodromo Paolo Borsellino per il secondo tempo. A tra poco, restate con noi. Con il cuore rivolto a Niscemi per il disastro della scorsa settimana, ma con gli occhi e con la testa al campo per il secondo match consecutivo tra le mura amiche del Bruscoleri, il Castrum Favara affronta la Vibonese per dare l'assalto ad una vittoria che manca da troppo tempo, e infatti inizia forte la squadra di Infantino con questa giocata di Tripicchio che converge e calcia. C'è la parata da parte di Marano in calcio d'angolo, poi dal corner che ne segue la palla spiove in mezzo e c'è il solito Nacho Varela col colpo di testa che bacia la fascia interna della traversa e poi entra in rete per l'1-0. Torna a segnare in casa il capitano del Castrum Favara, che sblocca il risultato e fa esplodere i tifosi presenti al Bruscoleri. È un buonissimo Castrum Favara quello che approccia la partita. Qui ancora opportunità per Nacho Varela che sibila con il suo destro incrociato vicino al palo difeso da Marano. Poi azione convulsa all'interno dell'area di rigore del Castrum Favara, riesce a risolvere in qualche modo Ferrante con l'intervento, poi attacca dall'altra parte Balla con la fuga sulla destra, lo scarico per Azzara che cerca la conclusione, palla che scende davvero di pochissimo sopra la traversa per l'ex giocatore del Messina. Continua ad attaccare il Castrum Favara che incrocia benissimo qui con il mancino di Demin per il 2-0 della formazione allenata da Infantino. Esulta, esplode anche il numero 5 in maglia bianca che cercava da tanto tempo la soddisfazione personale. Torna ad attaccare la Vibonese con questo tentativo. Sui sviluppi di palla inattiva ci ha provato Brunetti con la palla che è sempre nata sopra la traversa, poi azione sulla sinistra di Piazza che innesca l'avanzata di Eccegoyen, conclusione di Varela che si alza sopra la traversa, si dispera il capitano del Castrum Favara che poi qui si deve difendere su questa iniziativa sulla destra da parte della Vibonese. La palla arriva ad Azzara che non riesce a controllare la direzione e la forza del suo tiro. Castrum Favara che è bravo in più di un'occasione a recuperare palla sull'uscita dal basso da parte della Vibonese. Qui il tentativo da parte di Schembari con la palla che finisce fuori, poi il tentativo dall'altra parte da parte della Vibonese con Sassanelli e poi conclusione che viene parata dall'estremo difensore di Silvestro. Calcio di punizione ancora per Tripicchio con la palla che scende soltanto dopo aver impattato con la traversa e dunque ad un passo addirittura dal terzo gol il Favara, ma all'improvviso la giocata sulla destra e il gol di Antonio Carnevale per il 2-1 a correre le distanze prima dell'intervallo. La squadra allenata da mister capo di casa che dunque va all'intervallo sotto di un gol, poi alla ripresa delle ostilità ci prova Piazza con questo esterno destro respinto da Marano. Dall'altra parte torna a farsi vivo il team calabrese con questa palla che arriva in mezzo, la girata di Sasanelli bloccata da Di Silvestro. Azione da corner corto per Eccegoyen per il Castrum Favara, pallone che arriva in aria poi viene allontanato in qualche modo dalla difesa calabrese, altro colpo di testa di Balla a mettere fuori e poi conclusione dalla distanza con la palla che si perde al di là dello specchio della porta della squadra rossoblù. Poi Piazza palleggia al limite, tocco per Varela che la fa scendere per poi calciarla bene leggermente sopra la traversa, non molla però con Koulibaly e la Vibonese, pallone che arriva in mezzo, poi il controllo e la girata con il salvataggio sul tentativo da parte di Di Gilio e questa l'ultima occasione della partita. Torna a vincere e lo fa in maniera pesante ed importante il Castrum Favara che si assicura 3 punti contro la Vibonese ma resta per il momento al penultimo posto della classifica di Serie D Girone I. Da Sportisir è tutto, alla prossima! Sfida da urlo al Dino Liotta di Licata tra la capolista del girone A di eccellenza siciliana, il Partinica Audace di mister Giannusa, che a suon di vittorie anche risicate sta risalendo la china e ora minaccia anche il secondo posto. Ma la partita, molto tesa, molto spezzettata, con tante interruzioni e poche emozioni, si accende solo nella seconda metà del primo tempo. Qui la giocata di Brugnone che mette in mezzo l'anticipo di Pippo Raimondi su Vincenzo Manfrè. I due sono stati anche compagni di squadra in passato, mentre dall'altra parte Angelo Caronia prova a far girare il suo destro. La punizione viene deviata in calcio d'angolo. Pochi minuti dopo, sempre da palla inattiva, ci prova la formazione ospite, questa volta è mistretta, mancino debole, bloccato senza grossi problemi
da Federico Valenti. Pochi minuti dopo, altro piazzato per il Partinico Audace, questa volta cerca la soluzione di potenza al centro della porta Caronia. Valenti però si fa trovare pronto, cerca di reagire, cerca di rispondere in Licata con questa palla lunga e la sfera che arriva a Mero, la conclusione mancina dal limite bloccata da Peppe Polizzi. Si passa con le immagini al secondo tempo, sempre con Merola che questa volta diventa assistman, cerca il golasso alla Crespo Manfrè, gli viene respinta la suolata, poi si tuffa a corpo morto Martignetti sul tentativo di Palmisano. Dall'altra parte sempre calcio d'angolo con la palla scodellata in mezzo, il colpo di testa di Merola che non trova lo specchio della porta dall'interno dell'area piccola. Entra Minacori, cerca subito di mettersi in ritmo, sponda di Manfrè, Merola con la conclusione respinta ancora. Don Pippo Raimondi esaltante nella marcatura insieme al suo collega di reparto Martignetti, poi il calcio d'angolo, la palla che rimane lì dopo il tocco da parte di Calaiò, blocca senza grossi problemi Polizzi, sempre a sinistra, attacca il Licata in questo frangente con questa iniziativa di Merola che diventa un tiro bloccato ancora dall'estremo difensore partinicese. Ancora sull'automancino, la palla messa in mezzo alla ricerca di Manfrè, l'anticipo del solito Martignetti. Poi succede questo, liscio di Calaiò che stende poi il suo avversario lanciato in ripartenza. Il direttore di gara non ha dubbi, rosso per il capitano del Licata che deve giocare il resto della partita in inferiorità numerica, ma da quel che si vede in campo neanche sembrerebbe. Qui la giocata al limite dell'area di Manfrè che cerca di pulire il pallone per Tommy Flores che la piazza col mancino, il volo sotto l'incrocio di Peppe Polizzi a mettere in calcio d'angolo. Poi è sempre l'argentino che mette in mezzo da questo corner, è pettinato, entrato proprio per mettere una pezza alla mancanza di Calaiò in difesa, a sfiorare il gol. Dall'altra parte l'uscita avventata di Valenti, la palla che rimane lì e ci pensa proprio l'ex Canicattì a salvare sulla linea. Poi Palmisano con il cross, secondo palo, l'anticipo per il tentativo della rovesciata e colpo di testa da parte di Micchi, subentrato a Manfrè. Palla che sorvola la traversa, insiste nonostante l'uomo in meno la squadra di Bonfatto che attacca sempre a sinistra. Qui il cross di Tedesco sul secondo palo, prova a rimetterla Palmisano, un tiro cross che attraversa tutto lo specchio della porta. Infine il calcio d'angolo di Tommy Flores allontanato dalla difesa del Partinico Audace che riesce a strappare lo 0-0 a Licata che si salva nonostante l'inferiorità numerica. Da Sportisiri è tutto, alla prossima. Arriva però Lucera che strappa il pallone, Lucera si invola, l'uscita, poi arriva Muratore, Murato il suo tiro, Stassi, salvataggio, Muratore, tiro parato da Diouf, pallone allontanato dove c'è Antona, colpo di testa, poi l'intervento in qualche modo di Drago, colpo di testa verso Lucera, poi Stassi controlla e calcia, respinto il suo tiro, Barri, la palla incollata sempre al piede, ora Colley. Il cross, Muratore, Perricone, poi Lucera è sforbiciata in due tempi. Diouf la prende ad evitare la rimessa, poi sbaglia, allora attenzione ad Ovusu ai 20 metri, la virata, poi il cambio gioco su Lucera, fronteggia Lucera, destro, la parata di Diouf a negare il gol, poi spazza la difesa dell'Atletico, punizione per l'Atletico, Pizzocero sulla palla, spiove verso l'area di testa Antona, poi conclusione che non scende a sufficienza per Scrozzo, palla in verticale, Lucera 20 metri, Lucera finta, Lucera allarga, Licata, anticipo, Licata, tiro respinto clamorosamente da Lindner, c'è il fischio per questa punizione. Colley dentro l'area, l'anticipo, poi controllo d'ultimo Licata che pensa al destro, palla che esce, Lucera, Stassi ha visto Colley, lo serve, Colley si è buttato dentro Lucera, la posizione è regolare, Lucera davanti a Diouf che gli sbarra la strada, poi ancora Lucera sul fondo, Lucera mette in mezzo, Diouf para anche questa, velocissimo Maranzano, è un 3 contro 3, Maranzano sceglie Messina, Messina salta Muratore, Messina al limite, calcia De Miere, occhio alla ribattuta, York fuori gioco. La punizione per l'Atletico, pallone che spiove, attenzione York, da pochi passi la manda fuori, c'è la punizione per l'Atletico Partinico, Cannavo cerca la porta del Miere, male, è il gol di York che porta
in vantaggio l'Atletico Partinico, ha segnato York, qui non benissimo De Miere. La punizione, si prende la rincorsa, troppo alto. Palla verso l'area, Usu prolunga pallone che rimane lì e per poco, un po' Lio, un po' Muratore e poi Perricone non creano i presupposti per il pareggio. Antona, palla sventata verso l'area, Lio in anticipo su Diouf, l'arbitro lascia giocare, poi calcio d'angolo per il Gemini. E per l'arbitro può passare così, ha vinto l'Atletico Partinico che spugna San Giovanni Gemini 1-0, gol di York decisivo. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di Athletic Club Palermo Academy Panormus, 17ª giornata del campionato Elite riservato alla categoria giovanissimi Under 15, 17ª giornata del girone A, con, come vedete in grafica, il vantaggio per la squadra ospite 1-0, gol realizzato al 23esimo minuto da Campagna. Non è cambiato nulla negli schieramenti delle due squadre rispetto al primo tempo, stessi 22 che hanno iniziato e concluso la prima frazione, i primi 37 minuti. E dunque in porta per l'Athletic Club Palermo c'è Salvatore Curcuruto, poi con il numero 2 Brancato, numero 3 Lavardera, numero 4 Tango, numero 5 Galante, numero 6 Montagliani, numero 7 Montalto, numero 8 Daniele Curcuruto, numero 9 Martino, numero 10 Putano, numero 11 Schiacchitano. Dall'altra parte Academy Panormus che risponde con Romano in porta, poi con il numero 2 Spina, con il numero 3 San Filippo, con il numero 4 Fiume, con il numero 5 Gambino, con il numero 6 Di Stefano, con il numero 7 Orsi, con il numero 8 Intravaglia, con il numero 9 Campagna, con il numero 10 Di Benedetto, con il numero 22 Scaffidi. Panchine con il secondo portiere Spina per l'Atletic, che porta in panchina anche Orlando, Somauro, Alaimo, Mansueto, D'Amico e Cavallaro. Dall'altra parte in panchina il secondo portiere Giordano per l'Academy Panormus, che porta con sé anche Isgro, Traina, Lovoi, Sito e Battaglia. Occhio a questa punizione, bloccata senza problemi da Romano. E rilancia l'estremo difensore ospite, prova a prolungare Di Benedetto, lo scontro con, se ho visto bene, Daniele Curcuruto, in ogni caso fallo laterale per
l'Academy Panormus tra le mani di Spina, poi Scaffidi con la giocata, il cross troppo lungo sul secondo palo, prova ad arrivare in travaglio, anticipato però molto bene da Tango, e Sfera che si perde in fallo laterale. Fiume con la palla per Spina, è rimessa dopo l'intervento da parte di Putano. Rimessa Athletic con Schiacchitano che la lascia alle mani di Massimo Lavardera. Martino fermato, poi attenzione all'avanzata da parte di Benetto che taglia il campo sul lato corto, viene fermato poi Orsi dalla distanza, palla che si impenna, può diventare buona, e ancora attacco vivo per l'Academy con questo lavoro spalla alla porta di Scaffidi, il controllo è il destro, con palla fuori da parte di Fiume. Tanto primi movimenti sulla panchina dell'Academy con Traina e con Lovoi che si stanno muovendo, dall'altra parte D'Amico ad effettuare il riscaldamento. Tango con il lancio per la corsa di Montalto che prova ad anticipare, colpo di testa che però esce male da parte di Gambino, ci mette una pezza Spina, poi entrata fallosa ai danni di Orsi, punizione Academy, mentre arrivano anche alla spicciolata i ragazzi di Panormus e Athletic Club Palermo che si affronteranno subito dopo la fine di questa sfida per il campionato Elite riservato agli allievi Under 17, sempre girone A in questo caso. Qui riesce a tenere il pallone in campo Fiume che poi riconquista dopo il primo iniziale intervento da parte degli avversari. Ancora Spina, per i vie centrali sbaglia, e allora Montagliani prova a innescare Martino, pochi palloni per il numero 9 dell'Athletic che qui si destreggia bene. Putano, 1 contro 1, sterza Putano, sempre incollata al destro, poi arriva Fiume e mette il pallone in fallo laterale, rimasto a terra David Putano. Sono passati i primi 4 minuti di questo secondo tempo, ancora una mezz'oretta più recupero. Tanto si tocca la coscia destra il numero 10 della squadra di casa, speriamo nulla di grave naturalmente per lui, uno dei pochi a cercare di dare ritmo, cercare di dare qualità alle iniziative offensive della squadra di Bennardo. Intanto rimessa per Schiacchitano verso l'area, Martino anticipato da Gambino che guadagna la punizione, e qui anche il rimbrotto di mister Bennardo per il suo numero 9, fallo inutile effettivamente, lontanissimo dalla sua porta. Fiume di Benedetto, poi pallone calciato in avanti da Spina, l'asse di destra che sta funzionando molto bene per Salvolo Giudice. Intanto rimessa per l'Athletic, eccolo Martino che prova a far viaggiare Putano che si è ripreso, tiene la palla in campo, viene affrontato e palla che finisce in fallo laterale dopo l'intervento da parte di Spina. E Bennardo che rimette in prima persona il pallone a disposizione dei suoi giocatori, nello specifico per Schiacchitano che rimette in gioco, ancora Martino, spalla alla porta, ancora per l'11 che propone questo cross, il quale spiove oltre la linea di fondo, oltre la traversa della porta difesa da Davide Romano. Ne approfitto per ricordare ancora una volta gli appuntamenti, come dicevo prima, Athletic Club Palermo Panormus per il campionato allievi Under 17 Elite, poi alle 17 la sfida tra Don Bosco Bonifato e Palermo Futsal Club, ore 17 Serie C1 Girone A, 21esima giornata di futsal. Poi domani TF Academy Palermo Calcio, mentre intanto guadagna un buon calcio di punizione Martino. Dicevo TF Academy Palermo Calcio ore 9, sempre dal velodromo, giovanissimi regionali Under 14 Girone C, e poi la solita
raffica di partite di dilettanti, 2 di Eccellenza Girone A, Accademia Trapani, Licata e Bagariacus Palermo, 1 di promozione Girone A tra Terrasini Mundi e Gemini, in mezzo, anzi in serata, gli highlights di Camarat Castellammare di Eccellenza e di Lascari Cefalù Futura di promozione Girone B. Tanto calcio di punizione per l'Athletic, Putano sul punto di battuta, arbitro che vuole vederci chiaro, poi fischia, e allora Putano con la palla lunga, colpo di testa a mettere fuori da parte di Gambino, poi arriva per primo Schiacchitano che però innesca gli avversari in travaglia, poi palla verticale a cercare Di Benedetto, fermato, attacco che sembrava buono per l'Athletic, poi la palla, secondo il direttore di gara, è uscita, è rimessa già battuta dall'Academy, col direttore di gara che seda subito le proteste di Bernardo, poi l'entrata e Montalto che si dispera dopo il fischio contro di lui e a vantaggio di Orsi. Punizione per l'Academy già battuta verso Gambino, Spina, sterzata, questa volta non serve compagni sulla stessa banda, vada Di Stefano che deve inseguire, serve comunque Orsi. Sanfilippo cerca per vie centrali Spina che si è messo di fatto a metà campo, Fiume fermato e allora attenzione alla corsa da parte di Putano che può andare, Putano su di lui Gambino, prova ad andare, Putano prende dal centro, lo ferma senza commettere fallo Fiume, poi la Vardera ricicla l'azione d'attacco dell'Athletic, Schiacchitano in qualche modo in scivolata, poi la Vardera, anzi si trattava di Daniele Curcuruto, poi pallone in ogni caso allontanato con Sanfilippo dalla difesa dell'Academy che prova a ripartire, chiude tutto Brancato, fallo laterale per la squadra di Lo Giudice. Adesso un cambio per parte, l'uscita di Schiacchitano, l'ingresso di Mattia D'Amico per l'Athletic, dall'altra parte entra in campo col numero 15 Marco Lovoi, l'uscita dal terreno di gioco di Spina con la maglia numero 4, quindi un cambio per parte all'alba del 10° minuto del secondo tempo, sempre sulla situazione di 0-1. Campagna fermato e allora prova a ripartire con Tango l'Athletic, ancora per via centrale il numero 4 che riceve, poi scarico sbagliato, ancora un po' di fatica nell'imbastire, azioni offensive pericolose importanti, quantomeno anche in uscita, dove l'Academy per il momento sta facendo buon gioco col suo pressing. Brancato col recupero, Tango, poi l'intervento di Orsi, esce bene in anticipo in questo caso la Vardera, ma la palla lascerà ancora l'Academy con Di Stefano che decide di ricominciare da dietro, da Gambino e poi da Romano che batte lungo, erano in fuorigioco, in particolare Di Benedetto. Qui buona chiamata da parte del direttore di gara che alza il braccio, chiama l'offside da parte di Gabriele Di Benedetto, anzi Gabriel Di Benedetto, non ce la è finale. Corre Putano a sinistra, pallone messo in mezzo, Romano lo fa rimbalzare, lo controlla, lo ipnotizza quasi il pallone e prova adesso a far partire Orsi, sventagliata lunga, Scaffidi col controllo, lo scorta Montagliani anche perché c'è l'uscita da parte di Salvatore Curcuruto, rilancio, Orsi, controllo di Stefano, qui anche con eleganza, il numero 6, il metronomo del centrocampo dell'Academy, che qui chiede palla e la riceve. Sanfilippo, Gambino, testa alta, ancora dal suo playmaker che decide di tornare da Sanfilippo, il quale alza la testa e lancia per evitare guai. Campagna con la spizzata per Scaffidi, posizione regolare, interviene Galante a mettere palla fuori. Due ingressi che finora non hanno avuto modo di impattare sulla partita, aumenta la mole di
giocatori della panchina dell'Athletic che stanno facendo movimento per provare ad entrare a gare in corso ed essere importanti. Qui intanto attenzione però alla corsa sulla sinistra, fermato Scaffidi, c'è ancora un giocatore dell'Athletic a terra, l'arbitro lascia giocare, Brancato interviene proprio su D'Amico, la palla viene messa fuori, si avvede adesso del giocatore in maglia rosa rimasto a terra, il direttore di gara. Vediamo anche se sarà necessario l'intervento della panchina rosa. In ogni caso l'arbitro deve scodellare il pallone che era effettivamente in possesso dell'Athletic, poi però pallone subito sprecato ma riconquistato subito dopo. E allora Putano col controllo a seguire non perfetto, alla meglio Spina, poi liscia di Benedetto l'assist per far correre il compagno, riconquista la palla, arriva Montagliani che affronta Scaffidi, bella anche qui l'uscita palla al piede del capitano dell'Athletic che innesca Putano, occhio per un 3 contro 3, Putano verticale, cerca Martino, buono qui il taglia fuori da parte di San Filippo. Rilancia Romano, Orsi col controllo a seguire, poi Tango si accontenta del fallo laterale. La rimessa a cercare a trovare Daniele Curcuruto, lancio in avanti, Martino scavalcato, poi altro colpo di testa, Scaffidi, prova a puntare Montagliani che non si va a puntare, preferisce spostare la palla, metterla in fallo laterale, così facendo fa guadagnare metri ai suoi avversari, ma quantomeno può difendere con la squadra schierata. Rimessa per Orsi, pallone a cercare Scaffidi che si muove bene, Scaffidi calcia, ribattuto il suo tiro, poi Di Benedetto forse non è rientrato in tempo al fuorigioco, decide di guadagnare comunque la rimessa il numero 10, c'è anche un po' di vento che ha cambiato anche più volte traiettoria, per il momento soffia tagliando il campo per il lato corto, per farvi capire, dalle panchine verso la gradinata, che complica le traiettorie non tanto da una porta all'altra quanto da un lato corto all'altro. Qui Di Stefano a mettere in fallo laterale, 50° minuto in corso, ne mancano ancora 20 più recupero. Qui nulla da segnalare in questo secondo tempo a livello di palle gol. Putano si mette davanti Spina, l'arbitro fischia fischiato con un secondo di ritardo, questo chiaramente ha creato un po' di fastidio, ma il fallo c'è netto da parte di Putano. Di Stefano qui rischiando qualcosa nell'andare da San Filippo, pressato da Martino, San Filippo va giù senza fallo, secondo l'arbitro, l'uscita di Romano che poi viene travolto da Martino. Nonostante le proteste da parte del direttore, da parte della panchina dell'Athletic, mi viene da dire decisione corretta anche in questo caso, sia sul non fischio su Martino sia sul fischio successivo, perché Romano anticipa e poi c'è il fallo, perché Martino travolge Romano. Tra l'altro c'è anche bisogno dell'intervento della panchina, dello staff dell'Academy, perché comunque in maniera magari sicuramente involontaria, ma il colpo Romano l'ha preso, quindi ripeto, doppia decisione, doppiamente corretta da parte del direttore di gara. Intanto c'è il cambio con l'uscita di Di Stefano e con l'ingresso in campo da parte di Mattia Traina, maglia numero 14, tanto direttore di gara che anche per abbreviare un po'
dice a Traina di entrare, perché nel frattempo viene data possibilità a Romano di essere curato. Si rialza Romano, viene accompagnato fuori, quindi anche da capire se sarà necessario ricorrere al cambio. Tanto il cambio lo effettua l'Athletic. Nel frattempo, con l'ingresso di Alaimo, esce, se vedo bene, Martino. Forse gli sta praticando un bendaggio alla mano di Romano. Non sembra il problema, sembra di particolare rilevanza alla mano di Romano. Da distinta c'è in porta Giordano, ma la sensazione è che non ci sia un portiere nella panchina dell'Academy Panormus, perché sta mettendo i guanti in travaglia. Questa è una situazione particolare. Dalla panchina dell'Academy dicono si è rotto la mano. Speriamo di no, intanto, per il ragazzo, perché comunque in primis per l'incolumità del giocatore. Intanto anche Bernardo che protesta, credo con Puleo. C'è un po' di animosità tra le due panchine. Adesso Bernardo torna sui suoi passi, parerà in travaglia. In campo c'è, come dicevo prima, Traina. Non ho visto se è uscito qualcuno, ma credo che Traina prenda proprio il posto di Romano, perché adesso in campo sono in 10. Non credo che giochi in 10. No, sono in 11 perché non vedevo Campagna, chiedo scusa. Quindi di fatto, numericamente parlando, Traina prende il posto di Intravaglia, ma Intravaglia si va a mettere in porta al posto di Romano. Situazione particolare, perché adesso l'Academy deve giocare un quarto d'ora più recupero, e il recupero non sarà breve, senza portiere. È il capitano che in questo caso si immola. Riprende il gioco allora con il nuovo entrato Alaimo, che tocca questo pallone ma lo tocca male. Allora attenzione a Scaffidi, dall'altra parte posizione giudicata regolare. Scaffidi sul fondo, viene fermato, c'è anche l'uscita del portiere, poi il tentativo con la palla che sorvola la traversa da parte di Campagna. E qui la prima palla gol della partita, del secondo tempo, ce l'ha la Panormus. Intanto sono iniziate le prime partite di eccellenza, girone A, di promozione, girone A e promozione, girone B. Naturalmente andate su sportisili.it se volete tenervi al passo con i risultati in tempo reale. C'è una punizione per l'Athletic. Adesso tanta
tensione che si accumula da una parte e dall'altra, perché adesso chiaramente l'Academy sente anche in un certo senso di sentirsi quasi defraudata, privata di qualcosa, perché un portiere fa tutta la differenza del mondo anche a questi livelli. Ma intanto attenzione a Scaffidi che corre in mezzo a due, Scaffidi la tiene, ancora Scaffidi, fronteggia Montagliani che lo ferma ancora una volta. Partita gigantesca da parte del capitano dell'Athletic. E allora attenzione a Daniele Curcuruto, sterzata Curcuruto, poi per vie centrali prova ad arrivare D'Amico col pallone intercettato e allora intravaglia. E adesso chiaramente l'obiettivo da parte dell'Academy è quello di negare il più possibile delle conclusioni agli avversari, e qui l'Athletic dal canto suo cercherà di creare delle situazioni favorevoli da questo punto di vista. Tango qui viene fermato, poi Orsi fa il direttore sportivo al Palermo. Intanto attenzione a Scaffidi, occhio perché è un 3 contro 2, Scaffidi allunga la falcata, questa volta ha saltato Montagliani, Scaffidi! Il contropiede da manuale di Scaffidi, il 2-0 dell'Academy che senza portiere trova il raddoppio. E qui per la prima volta dall'inizio della partita Scaffidi riesce a saltare Montagliani in 1 contro 1, riesce a trovarsi per la prima volta all'inizio della partita in condizioni di calciare e di calciare in maniera positiva, e trova il gol dello 0-2, gol che mette anche una certa, riporta una certa serenità tra le fila dell'Academy, ma la partita è ancora ben lontana dall'essere finita. 12 minuti più eventuale recupero, e sappiamo bene che quando non c'è il portiere, se becchi la porta, una porta così grande, ragazzi anche così giovani, comunque ragazzi del 2011 e del 2012, tanto con le mani lo vuoi, poi contrasto e l'arbitro fischia in favore di Scaffidi, che qui si prende un fischio probabilmente esagerato, ma tant'è. Tanto lo giudice categorico, fai battere Zito, che nel frattempo è entrato in campo, quindi altro cambio del quale sinceramente non mi sono avveduto. Samuele Zito alla battuta della punizione, poco meno di 11 minuti, poi sarà recupero. Il fischio dell'arbitro, Zito secondo palo, a vuoto tutti. Tango decide di tenerla in campo, non si accontenta del rinvio, vuole subito innescare l'azione offensiva dell'Athletic. Galante in avanti per la corsa dei compagni, ottima qui la chiusura da parte di San Filippo, che poi prova a gestirla ma non ci riesce. Allora prova a lottare Daniele Curcuruto col tocco centrale, Putano si costruisce il tiro, lo prova Putano, palla fuori. Qui in travaia con tutta la calma del mondo, si va a prendere il pallone, ultimi 10 minuti, poi recupero, e 2-0 Academy, con la capolista che per il momento sta legittimando la vetta della classifica del girone A del campionato allievi Under 17 Elite. D'Amico in avanti, Putano scavalcato dal pallone, cerca la sponda Scaffidi, la palla però torna da lui. Zito per Di Benedetto che riesce a saltare la Vardera, poi arriva Montagliani ma ancora Di Benedetto, e allora la Vardera la deve mettere in fallo laterale. Sì, effettivamente il cambio di Zito è arrivato dopo l'infortunio occorso a Romano, perché inizialmente Traino aveva preso il posto di Di Stefano, del numero 6, mentre intanto c'è un fischio in favore di Curcuruto. E poi Zito ha preso effettivamente il posto di Romano, almeno per quanto riguarda il cambio. Intanto punizione per la Vardera, che cerca di calciare in avanti più lontano che può, colpo di testa di Orsi, poi subentra Campagna che se la porta avanti con la testa,
L'arbitro non vede alcun contatto falloso, allora sarà rimessa per l'Athletic Club Palermo. 8,5 più recupero. Con le mani galante, colpo di testa tentato da Curcuruto, poi spazza via Orsi. Scaffidi. Alla meglio Montagliani, poi Scaffidi torna, usa il fisico e costringe Tango a mettere la palla in fallo laterale. Gestione fin qui perfetta della partita da parte dell'Academy, va detto. Nessun pericolo creato dall'Athletic e addirittura la forza trovata dagli uomini di Lo Giudice per raddoppiare. Traina, dribbling di Traina, poi Campagna, spalla alla porta, cerca di tenerla, non c'è fallo, allora si gioca Putano. Inseguito poi con la palla lunga a cercare Curcuruto, esce in travaglia, che chiaramente non è un portiere, ma qui impara i trucchetti del mestiere, si butta per terra e guadagna anche un paio di secondi. Spina, controllo di Traina che poi lancia in avanti verso Lovoi. Lovoi contro la Vardera, ultimo tocco del numero 15 in tenuta bianca, rimessa Athletic, proprio col numero 3 ad eseguirla. Allontana Spina che poi la tocca anche sul successivo intervento di D'Amico, allora guadagna metri l'Athletic. C'è tanto spazio per Tango, adesso viene coperto, poi arriva l'intervento di Gambino che anticipa Curcuruto, riesce anche a spazzarla via. Scaffidi riesce a girarsi sulla Vardera, poi tocco verticale per Di Benedetto, diventa un 2 contro 2 per l'Academy, palla in avanti per Campagna, Campagna giù, non c'è nulla, e anche in questo caso concordo pienamente con l'arbitro che poi fischia il fallo di mano da parte dell'autore del primo gol della partita. E qui mi ripeto, al netto di un paio di fischi, diciamo così, mezzo e mezzo, conduzione arbitrale quasi perfetta da parte del direttore di gara. E non è facile a questi livelli trovarne di così bravi. Il colpo di testa da parte di Spina, la fa rimbalzare D'Amico, si accontenta della rimessa perché vuole avere un possesso pulito della sfera. Alaimo ancora per D'Amico, fermato da Di Benedetto. Guadagna qualche metro di troppo, se ne accorge l'arbitro che invita a fermarsi il numero 17 in maglia rosa, che palleggia, poi fionda in avanti San Filippo. Lancio per Campagna che parte con un attimo di ritardo, alla meglio Montagliani che lancia subito in avanti, Brancato preso in controtempo. Subentra nell'azione Galante, fermato anche lui, allora Scaffidi per far correre ancora, in questo caso Zito fermato, sarà calcio d'angolo e se non erro è anche il primo della partita per l'Academy Panormo. Su tutto questo a poco più di 5 minuti più recupero, mentre prepara la mossa Isgro a breve mister Lo Giudice. C'è a terra, vedo con la coda dell'occhio, Gambino. Si rialza Gambino che però deve lasciare il campo. Intanto sostituzione nella squadra di casa, nell'Athletic Club Palermo, fuori Montalto, dentro Cavallaro, maglia numero 19. Gambino lascia il campo, non ho visto se è già subentrato Isgro. In realtà Isgro è ancora a bordo campo, arriva adesso il cambio, sì, con Tommaso Isgro. Maglia numero 13.
e quindi è tutto pronto per il calcio d'angolo che verrà battuto dall'Academy. Fischia l'arbitro, pallone che spiove, cerca Scaffidi di arrivare, si scontra. Qui l'arbitro poteva tranquillamente fischiare fallo contro Scaffidi, non l'ha fatto. Si rialza adesso Salvatore Curcuruto, che però verrà eseguito da Montagliani quando mancano 3 minuti più recupero. D'Amico, contrastato da Lovoi, già ripreso il gioco, pallone giocato in avanti verso Putano che non può arrivare. Allora c'è questa rimessa per Isgro, colpo di testa da parte di Lovoi, poi lotta di Benedetto, lotta Scafidi, ancora di Benedetto sulla palla, fermato dalla Vardera, poi D'Amico, serie di rimpalli, prova la giocata, si lotta in questo fazzoletto di campo, alla fine riconquista in maniera positiva Zito che lancia Di Benedetto sul fondo, la sterzata su Galante, la palla messa in mezzo diventa un tiro, sulla quale arriva Curcuruto, per attacco ancora vivo, col pallone messo in mezzo, ma c'era fuori gioco. Fuori gioco abbastanza chiara. E punizione già battuta dall'Athletic con la Vardera che d'esterno prova ad imbeccare Cavallaro. Controllo, contatto, fallo commesso da Lovoi. Lovoi si prende l'ammonizione per aver allontanato il pallone. Qui l'arbitro stava scambiando i cartellini. Chiaramente non è rosso ma è giallo il colore del cartellino per Marco Lovoi. A 90 secondi dallo scadere, da 90 secondi alla segnalazione del recupero. E la Vardera che batte, cercato Cavallaro, colpo di testa, poi Brancato a lottare, l'arbitro fischia, vede una sbracciata da parte del numero 2, segna gioco fermo Alaimo. Tra l'altro quella di Lovoi è arrivata anche per una ingenuità, è anche la prima e presumo che sarà anche l'unica ammonizione di questa partita. Montagliani aveva liberato per la palla, adesso ce l'ha Zito, ultimo tocco di quest'ultimo, rimessa da fondo, di fatto non si sta giocando più. L'Athletic comincia anche ad avere poca benzina nel proprio serbatoio. E qui sbaglia anche la Vardera che al piede si era rivelato anche abbastanza efficace con i lanci e con i passaggi. Scaffidi prova a girarsi, la palla poi torna da lui, arriva anche Campagna, interviene Putano, poi lotta Alaimo, alla meglio di Benedetto che prova a passare, viene fermato, ancora si lotta da quelle parti, fallo commesso da Alaimo ai danni di Lovoi, punizione a 70° scaduto, direttore di gara che guarda l'orologio, dovrebbe segnare il recupero che ripeto non dovrebbe essere brevissimo, anche perché circa 3 minuti sono stati persi solo con l'infortunio di Romano. Poi ci sono stati altri cambi, quindi presumo si andrà nell'ordine dei 5 minuti da quando verrà eseguita la punizione. 4 minuti, fa un piccolo sconticino il direttore di gara rispetto alla mia previsione. In ogni caso 4 minuti da quando verrà battuta questa punizione dai piedi di Mattia Traina. C'è il fischio dell'arbitro, solite trattenute in aria, Traina con lo schema, cerca Scaffidi che si gira verso la porta, propone il cross, la palla che scheggia la traversa, la faccia superiore della traversa. E dunque sfiora addirittura il tris l'Academy che rimane in attacco per questo fallo laterale.
mentre il direttore di gara, o meglio, mister Bennardo, chiama dei cambi. C'è il secondo portiere Spina e con lui anche Mansueto pronti a entrare. La rimessa non si batte intanto. C'è l'uscita da parte di Galante, oltre naturalmente che del portiere titolare Curcuruto. In realtà esce Tango, non esce Mansueto. Ed esce Di Benedetto dall'altra parte, entra Battaglia. Quindi ultimi cambi e il recupero che si prolunga. Riprende il gioco con la palla persa dall'Academy e continuano le indicazioni particolarmente vibranti da parte di Salvo Lo Giudice, persino sul 2-0, persino nel pieno del recupero. Alaimo prova a pulire il pallone, viene pressato da Scaffidi, nessuno gli chiama l'arrivo dell'uomo dietro e allora palla persa dall'Athletic, poi prova la giocata a Zito ma si trascina il pallone oltre la linea laterale. Poi altra rimessa sempre per l'Athletic che prova a rosicchiare qualche metro, no, perché la rimessa è al contrario. Rimessa battuta dall'Academy, Montagliani, poi Alaimo, alla fine subentra Traina. Controllo di Brancato che va a lanciare, Orsi e San Filippo a spazzar via. Colpo di testa ancora di Brancato, poi prova a subentrare nell'azione ancora l'Athletic, colpo di testa di San Filippo, poi giocata ancora in avanti a cercare Campagna ma c'è l'anticipo di Lavardera, c'è un giocatore dell'Athletic a terra, adesso si rialza. E poi altra palla in avanti di Mansueto, cercare Cavallaro e poi conclusione Velleitaria che si perde direttamente sul fondo. A questo punto manca solo il fischio da parte del direttore di gara, c'è ancora un minuto da giocare. E c'è questo rilancio col colpo di testa di Lavardera, poi di testa Alaimo, prova a subentrare nell'azione Mansueto, c'è il contrasto, c'è il fallo su Campagna, punizione. Qui in Travaglia che chiede quanto manca, penso anche lui sia abbastanza, non veda l'ora di togliersi quei guanti. Qui intanto prolunga Zito alla ricerca di Scaffidi, l'uscita da parte di Spina, poi pallone recuperato da Lovoi, Zito fronte alla porta, 20 metri, Zito, palla in area di rigore, Scaffidi chiuso, poi palla che rimane lì ancora Scaffidi, l'arbitro fischia il fallo e su questa azione dovrebbe terminare la partita col direttore di gara che ha già il fischietto in bocca. Lavardera e fischia 3 volte il direttore di gara, finisce con la vittoria da parte dell'Academy Panormus che conferma, rafforza il suo primo posto in classifica, batte 2-0 un Athletic Club Palermo che ci ha provato, ha lottato ma non è riuscito ad evitare quantomeno il risultato negativo sul proprio campo. A breve gli allievi elite di Athletic Club Palermo e Panormus per questo pomeriggio qui al velodromo